E hanno parlato prima di me persone che hanno studiato molto più di me la storia di quello che è successo, e io vorrei raccontare invece la mia storia, cioè il mio incontro con Max Bill e la fortuna che ho avuto nel corso degli anni. E vorrei, come dire, fare una piccola storia e spiegare quando tutta questa storia comincia. Io nel 1974 ero all'Università di Trento perché facevo parte del gruppo delle superfici minime, Enrico Giusti, Miranda, eccetera, Nino Dio Giorgi che veniva spesso, ogni tanto veniva anche Bombieri, che nel 1974 vince la medaglia Field, e tra gli altri vengono Gene Taylor e Fred Algren, che nel 1976, in particolare Gene Taylor, è quella che dimostra il teorema fondamentale sulla regolarità del problema di Plateau. Mentre l'articolo di Bombieri, di Giusti e Giorgi è del 1969, io mi sono laureato nel 1970 e appunto nel 1976 sono a Trento. Viene l'idea di fare un film sulle bolle di sapone, che poi viene in parte realizzato dalla Princeton University Press nel 1980. Però allora i treni non erano veloci come quelli di adesso, e io per andare a Trento da Roma ci mettevo circa 8 ore e passavo da Parma. Allora, parlando con mio padre, viene l'idea di fare almeno 4 film su arte e matematica, uno le bolle di sapone, e nel 1977 a Parma appunto si tiene la mostra di cui ha parlato Arturo Quintavalle su Max Bill. E io ci vado. Questa è la copertina del catalogo, che ho perso e poi mi è stata rimandata da Parma, appunto curata da Max Bill, e con molti scritti di Max Bill e di tanti altri che vedete qui, personaggi che avete sentito già nominare, Max Benz, Thomas Maldonado, eccetera, eccetera. Non leggerò le cose che ho preparato, perché in realtà le ho preparate per quello che poi scriverò. Molte delle cose che vedete sono state scritte da Quintavalle, e quindi tutto il problema dell'arte astratta, l'arte concreta, eccetera, eccetera. Leggerò solo questa frase. Bill assume l'impostazione che l'analisi del mondo deve essere compiuta a posteriori per via di riduzione, come diceva Kandinsky, del naturale, o per via di analisi dei materiali, delle loro strutture, come suggeriva Albers. Come vedete tutte le cose con quelle cose dette si legano moltissimo, ma anche per via di schemi pensati a priori sulla base di rapporti matematici, come riteneva Molinagi. E poi leggo anche questo. Sappiamo che il momento di rottura, sempre Quintavalle, l'insieme di grandi invenzioni di Bill deve situarsi a partire dalla seconda metà degli anni 30, anche se in precedenza sono emersi testi di grande interesse che egli ha costruito. I pezzi della programmazione seriale, i pezzi legati alla ricerca topologica rappresentano però un momento differente, affatto innovatore in un percorso già ricco di esperienze variate e complesse, aperte a tutti i poli, quello germanico e quello parigino soprattutto, della cultura europea. Nel catalogo c'era tra l'altro questo articolo di Max Bill, come cominciai a fare le superfici a faccia unica, e naturalmente da lì mi venne in mente di fare un film sul nastro di Möbius. E questo è sempre Max Bill che parla. Fin dagli anni 40 pensavo ai problemi di topologia, come avete sentito anche prima, da essi sviluppai una specie di logica della forma. Le ragioni per cui venivo continuamente attratto da questo tema particolare sono due: l'idea di una superficie infinita che è tuttavia finita, l'idea di infinito finito, la possibilità di sviluppare superfici che come conseguenze delle leggi intrinseche sottese portano quasi inevitabilmente a formazioni che provano l'esistenza della realtà estetica. Ma queste 1 e 2 indicavano anche altre direzioni. Se le strutture topologiche non orientate esistessero solo in virtù della loro realtà estetica, allora, nonostante la loro esattezza, non avrei potuto esserne soddisfatto. Sono convinto che il fondamento della loro efficacia stia in parte nel loro valore simbolico,
Essi sono modelli per la riflessione e la contemplazione. La matematica non lo leggo perché l'avete sentito poco prima, e questa era la conclusione dell'articolo di Max Bill, e poi c'era la ristampa del famoso già citato articolo di L'approccio matematico nell'arte contemporanea del 1949 e le superfici che Max Bill chiama endless ribbon, cioè nastri infiniti. E a questo punto vi faccio vedere Max Bill che spiega come è arrivato a quest'idea. Io ho commesso ieri sera un grande errore, perché il film del nastro di Möbius c'è in italiano, spagnolo, francese, inglese, non mi ricordo se c'è anche il russo, avevo perso l'edizione francese, me la sono stata fatta mandare apposta dalla Villette di Parigi, dove hanno un master del film, e ieri sera mi sono sbagliato e ho portato quella in inglese. E quindi non sentirete la voce di Max Bill, ma sentirete la voce doppiata di Max Bill in inglese. Mi dispiace molto. Non lo dite alla Villette che fa tutta la fatica. Allora, Max Bill nel suo studio di Zurigo, inutile dire che aveva costruito anche quello, che spiega come ha l'idea di fare le superfici, le endless ribbon. The first strip that I made is exactly the same as this one, which is a real Möbius strip. However, that one was shorter and had a central support. A few years later, I discovered that when making a Möbius strip, one could orientate it in different directions. With these different possibilities of positioning, one can obtain all sorts of variations of the same shape. This man, playing with a Möbius strip, which he constructed, is the sculptor Max Bill in his Zurich studio. Max Bill has filled cities, parks and museums with these strips. Faccio vedere solo un piccolo pezzettino. Poi ci sarà il tempo e faccio vedere un altro pezzettino. E nel 1980, molto impressionato dalla mostra che avevo visto a Parma, naturalmente prima, scrivo un articolo che è in assoluto il mio primo articolo in cui mi avventuro a parlare di matematica e arte, che viene accettato con mia grande gioia da Leonardo, che era allora ed è tuttora una delle più importanti riviste dei rapporti tra arte, scienza e tecnologia. L'articolo esce appunto nella primavera del 1980, eccolo qua, e naturalmente ottengo da Max Bill il permesso di mettere questa immagine e quello è il centro dell'articolo. L'anno dopo vado a Zurigo a girare con Max Bill nel suo casa, il film che avete appena visto, e un altro di cui vi farò vedere un altro pezzettino. La casa di Max Bill era un enorme museo di opere di artisti contemporanei, perché naturalmente si scambiavano opere, e quindi aveva opere, veramente una galleria d'arte incredibile. Lo stesso anno vado a questo convegno sull'arte e scienza che si svolge, organizzato da Martin Pollock a Edimburgo, Common Denominators in Art and Science, e lì siamo nel novembre del 1981 e questo è il mio articolo in cui naturalmente parlo di Max Bill. A quel convegno doveva parlare anche Frank Malina, editore e ideatore di Leonardo, che invece morirà il giorno prima,
e quindi il suo articolo uscirà negli atti. E poi qualche anno dopo Roger Malina, che poi è venuto a Venezia qualche anno fa, diventerà il direttore editore di Leonardo e è tuttora l'anima di Leonardo, che adesso non è più Elsevier ma è MIT Press. E con estrema gioia mi mettono nell'editorial advisor di Leonardo nel 1982, se non mi sbaglio, dove Max Bill è honorary member, e da allora faccio parte dell'editorial board di Leonardo. E ho avuto occasione di incontrare tante volte Max Bill a Parigi, nella casa di Malina al Bois de Boulogne, dove si riuniva alle volte il board di Leonardo per decidere la linea della rivista. Nel 1986 a Venezia viene organizzata la Biennale da Maurizio Calvesi, Arte e Scienza, e uno dei temi è spazio. E a me viene affidata la responsabilità di una parte e in questa parte ovviamente c'è Max Bill, ci sono due opere di Max Bill, di cui io parlo ovviamente anche nel mio articolo Lo spazio tra matematica e arte. Nel 1989 organizzato la grande mostra L'Occhio di Horus, itinerari nell'immaginario matematico, e vi faccio vedere questa pagina, vi lascio qualche secondo se vedete qualcosa di strano. Il qualcosa di strano era, e me ne sono accorto la sera prima della mostra, e quindi i volumi sono rimasti così, che ovviamente il titolo di questa sezione, che era in omaggio anche a Max Bill, era Topologia, ma coloro che stamparono il libro dissero che questa topologia forse è meglio topografia. E quindi tutti questi libri ci hanno scritto topografia al posto di topologia. E naturalmente anche lì c'era Max Bill, in particolare questo oggetto che non è un nastro di Möbius, me lo disse Max Bill, perché a un certo punto si era divertito a passarci la mano e si era accorto che restava sempre all'interno. E allora poi nel 1992, che è l'anno della morte, 500 anni della morte di Cristoforo Colombo, Piero della Francesca, e quando Cristoforo Colombo era negli Stati Uniti, e quando Stati Uniti, vabbè, in Central America, Obama, vabbè, un lapsus, e l'anno in cui i musulmani arabi vengono espulsi da Granada, l'ultimo roccaforte in Europa. Visual Mathematics, copertina naturalmente di Max Bill, controcopertina di Max Bill, con spiegazione di qual era il significato di queste due sue opere. E era anche l'inizio dell'immagine, se volete, nel campo della matematica, e nell'ottobre del 92, quando esce proprio quel volume, che io lo porto proprio lì, c'è il primo incontro all'MSRI a Berkeley sulla Visual Mathematics, che era appunto il titolo del numero speciale di Leonardo, che poi diventerà, con aggiunte e cambiamenti, il primo volume di Visual Mind dell'MIT Press nel 1993, copertina sempre di Max Bill e controcopertina sempre di Max Bill, e Max Bill cura una nuova edizione in inglese del suo più volte citato articolo The Mathematical Way of Thinking, the Visual Art of Our Time. E l'anno dopo morirà. Max Bill, tra le altre cose, mi ha regalato un libro che non trovate in libreria perché è stato fatto in edizione non commerciale, che è a proposito di quella scultura che vi ho fatto vedere prima, che era sul lago di Zurigo e che alcuni cittadini ben pensanti, lui diceva, distrussero a martellate perché disturbava l'equilibrio non so se della Svizzera, ma del lago sicuramente. Lui la rifece anni dopo e fece questo libro, che adesso di cui faccio vedere delle immagini, in cui si vede come da un'idea viene fuori una forma. Questo è il risultato. Questo è Max Bill con le maquette, ma il primo passo è andare a Carrara. No, si va a Carrara e si sceglie una parete, un pezzo, e mica un pezzo piccolo.
un pezzo bello grosso, tanto grosso, e non vi faccio vedere tutte le foto, che sono le foto di quando questa cosa cammina per le strade italiane e che ogni tanto deve cambiare strada, devono tornare indietro, perché non passano. Ecco qua il piccolo, cioè tutto l'attrezzo che girava per queste strade. Dopodiché viene messo su un'enorme nave per portarlo in Germania. E finalmente arriva in Germania, dove davanti c'è la maquette di cosa quella cosa deve diventare. E comincia la costruzione, lo scavo, il lavoro, che dura, ci sono tantissime immagini naturalmente, di questa cosa che alla fine diventa quello che aveva in mente Max Bill quando è andato a vedersi quella pietra a Carrara. E infine il risultato finale, che è la continuità rifatta tanti anni dopo. Questo è il ricordo di Max Bill che uscì nella rivista elettronica di Leonardo lo stesso giorno e negli incontri a Bois de Boulogne, quando si riuniva il board, la madre di Roger Malina, cioè la moglie di Frank Malina, mi regalò questo piccolo catalogo, che ho già fatto vedere un altro paio di volte, di una mostra al Palais de la Découverte a Parigi nel 1963, matematica, pittura, scultura contemporanea, in cui ovviamente c'è Max Bill sia come pittore sia come scultore. Eccolo qua. E poi c'è la mostra, una delle tante, quella che è stata fatta al Palazzo Reale di Milano 3 anni fa, con la grafica della mostra originale in Germania, in cui però Max Bill mi aveva confessato che uno dei suoi grandi sogni era di fare una mostra di sculture topologiche al British Museum a Londra. Questa cosa non andò in porto per vari motivi. A Milano c'era una stanza che si chiamava fortunatamente topologia e non topografia, però non c'erano i grandi nastri di Max Bill, c'erano solo piccolini. Alcune delle cose che c'erano, avete visto prima la questione della sfera. Nel 1997 nasce Matematica e Cultura, e qui lo scrivo proprio grande, che finisce l'anno prossimo. Sì, perché io compio 70 anni, vado in pensione, basta. E sì, i soldi, chi li dà? Allora io volevo, e qui l'ultima volta che mi lamento, volevo fare un piccolo parte del sogno di Max Bill, la Visibile Armonie, la famosa mostra cancellata dal Marta all'ultimo momento, realizzando una stanza di sculture topologiche di Max Bill. Erano già pronte. E vi ricordo che tutti gli articoli dell'ex catalogo, diciamo, usciranno con Imagine Math 3, che uscirà nel 2014, perché non so se vi siete accorti che è il primo anno che la Springer non riesce a fare il libro per l'anno dopo. Perché? Perché è globalizzata e l'editing si fa in India. Io ho cercato di spiegare alla Springer, ma se la spina del computer è attaccata in India, o è attaccata a Milano, o è attaccata a New York, che differenza fa? Fa la differenza che ci vogliono 6 mesi di più. Vabbè. E quindi il 14 e il 15 non escono con la Springer. Magari non escono, ma con la Springer no. E infine, prima di farvi vedere l'ultimo pezzettino con Max Bill, che parla di una cosa che avete già visto in realtà, in parte, vi faccio vedere come fine di questa mia piccola storia la dedica che Max Bill mi ha fatto su quel libro in cui dalla grande parete di Carrara si arriva all'oggetto finale. E adesso vi faccio vedere Max Bill in un altro film, Arte combinatoria, in cui vi parla esattamente del quadrato ma messo a rombo, che modifica tutto. E non voglio dirvi cosa lui dice, ma il suo racconto su un quadro che in realtà non c'è è credo veramente un monumento alla creatività.
Allora, sempre Max Bill nel suo studio. Questo non c'è in francese, quindi è in inglese, non ci si può fare niente. Here is Max Bill in his studio. The idea of this picture is that it is a square balanced on a pivot. It's not a normal square, as one can see by doing this, like windows, like doors. Here it is balanced on a pivot. When a figure is placed on a pivot in space, it becomes elongated in all four directions. That is the basic principle behind this square on a pivot. Then there's the other part. Here there are colors that cross it. There is an area of colors, and what is beyond the colors is the same quantity as we have here. Then inside there is an octagon, and in this octagon there is this square. This square fixes the whole figure, and these areas cross the figure. And then outside there is an area with colors, and there are these triangles. These triangles are equivalent to the surface that has been cut away here on the side. So, inside there are rhythms made up of a rotation. It's a rotation from yellow to red, as far as blue and green here on the inside. When one looks at it from the outside, one sees the same series. There's yellow, red, blue and green. And on the inside, there's this composition using these colors, the green in the blue, and here there's yellow in green. And one has a rotation similar to the previous one. So this is the system, this lengthening of strips, and one creates a mysterious area because we don't know what is happening here on the outside, because this doesn't exist yet. But there's a tendency that's increasing, that's growing here, somewhere. Per quanto riguarda la matematica, As far as Bene, con questo ho finito il mio omaggio a Max Bill e cambiamo argomento.